Al via stamani la giornata della legalità, svoltosi presso l'auditorium del Consorzio Universitario di Agrigento, organizzato dalla Prefettura e dalla Legione Carabinieri di Sicilia, alla presenza del commissario governativo antiracket Giovanna Cagliostro, del comandante dei Carabinieri generale Rosario Castello, del prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, del presidente Antonino Mangiacavallo, e quindi l'esibizione della fanfara dei Carabinieri, quindi la proiezione del film sulla storia di Antonio e Stefano Saetta e l'intervento del regista Davide Lorenzano, presenti anche gli studenti dell'Istituto Gallo che hanno interloquito con le autorità con interessanti domande poste relativamente alle problematiche discusse. Oggi vogliamo gettare dei semi, indurre alla riflessione non solo le autorità, i rappresentanti del mondo produttivo che abbiamo invitato e che vedo presenti, ma soprattutto i ragazzi delle scuole, perché di questi temi, voi sapete, se ne parla poco, se ne parla pochissimo. Si tratta di fenomeni, estorsione e usura, fortemente presenti nel territorio, in questo come in tanti altri territori. E la presenza del commissario del governo per le iniziative anti-racket e anti-usura, il prefetto Giovanna Cagliostro, testimonia l'attenzione che si continua ad avere verso queste problematiche. Ricordiamoci che una parte dell'economia finisce nelle mani e nelle tasche della criminalità organizzata e non si sa nulla, e tutto tace su questo tema. Ecco, l'obiettivo non è certamente quello di raggiungere chissà quali traguardi, è però una tappa importante, io credo, per sollecitare i ragazzi soprattutto a fare delle riflessioni, ovviamente anche insieme agli insegnanti e possibilmente anche all'interno delle loro famiglie. Non ci sono associazioni antiracket, adesso si sta muovendo qualcosa in territorio di Canicattì con SOS Impresa, che è presente qui ed è presente anche la FAI. Speriamo che anche questi piccoli segnali possano piano piano andare, svilupparsi, creare una condivisione, perché vedete, quando un imprenditore decide di denunciare e rimane solo, non abbiamo risolto nulla. La denuncia di uno deve essere la denuncia di tutti e la denuncia di una comunità. Solo così si può avviare un percorso virtuoso e far sì che certe risorse, come dicevo prima, purtroppo non finiscono nelle tasche di chi in realtà non ci ha messo niente, non ha lavorato e svolge un'attività meramente parassitaria fondata sull'intimidazione. E arrivano istanze di richiesta allo sportello qui in prefettura? Pochissime. Noi abbiamo alcune pratiche anche abbastanza datate, ma molto complesse, quasi tutte diciamo che rischiano di evolversi in maniera negativa. C'è qualche pratica che stiamo trattando con molta attenzione, che abbiamo anche un po' ripreso. No, non ci sono. Facciamo un appello? Facciamo un appello alla denuncia, ma ripeto, non una denuncia di singoli, deve essere una denuncia di gruppi, di persone, di una collettività che deve veramente far sentirsi parte e stare insieme a chi prende questa decisione oggettivamente difficile e coraggiosa. È un messaggio che veicoliamo in tutto il territorio nazionale. Certo, al sud ha una valenza particolare perché le denunce sono poche e le istanze di accesso al fondo di rotazione sono ancora meno. Quindi oggi bisogna dire che lavorare per raggiungere questo obiettivo è prioritario. Il Sud resta sempre alle ultime posizioni di classifica in questo senso, nonostante il fenomeno sia molto alto? Ma guardi, è un fenomeno sommerso, però è sommerso anche nelle regioni che si dice essere esenti da questi fenomeni. Parlo della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna, quindi bisogna lavorare su tutto il territorio nazionale. Ecco, cosa può fare un'impresa, un cittadino vessato da tali norme?
e un cittadino vessato da tali situazioni deve pensare che stare dalla parte dello Stato conviene, perché il percorso della legalità è sempre da privilegiare rispetto ai circuiti illegali di dazione di denaro. Il Covid ha accentuato questo evento? Certamente il Covid ha creato bisogno di liquidità e, come tutti sappiamo, le mafie hanno la liquidità necessaria per attirare gli imprenditori in difficoltà. Ecco, questo va assolutamente evitato. È una giornata importante per la legalità, è un convegno per lavorare insieme come squadra con le istituzioni, con gli studenti, con il signor prefetto per il coordinamento delle attività anti-racket e antimafia, che è venuto da Roma proprio per questo motivo, e siamo presenti sul territorio con le nostre stazioni. Le stazioni fanno parte di questa rete anti-usura e anti-racket e questa mattina daremo uno spaccato di quelle che sono le attività dell'Arma nel territorio. Quello che fa l'Arma è sotto gli occhi di tutti in termini di prevenzione, vicinanza e prossimità ai cittadini. L'attività dell'Arma non è solo repressivo, sanzionatorio, ma è quello di stare vicino alla comunità e attraverso le stazioni carabinieri questo risultato viene conseguito quotidianamente. L'Arma è presente per stare vicino alla gente e per la gente. Il prefetto di Agrigento faceva un appello, ad Agrigento purtroppo non ci sono associazioni anti-racket a denunciare, ecco, lo fate anche voi? Ecco, noi siamo qui per questo, oggi è una giornata per sensibilizzare e sollecitare i cittadini, ma direi soprattutto gli imprenditori, i commercianti, i professionisti, ecco, ad avvicinarsi con fiducia alle istituzioni e denunciare ogni forma di ingerenza e di intromissione nelle attività economiche dell'azienda.